risiede in ognuna di noi. Vorremmo potercene sbarazzare, liberarcene, ma non è possibile, perché la guerra alle donne è ancora in atto. Il passato che si fonde col presente, una storia che non si è mai conclusa davvero. In alcune parti di questo nostro mondo moderno, alcune donne vengono ancora uccise perché considerate streghe. In alcune parti di questo nostro mondo moderno, alcune donne vengono ancora uccise perché considerate una minaccia e una proprietà. In alcune parti di questo nostro mondo moderno, alcune donne vengono ancora uccise perché considerate inferiori e sostituibili. Allora, in alcune parti di questo nostro mondo moderno, alcune donne si sono riappropriate della parola strega. L'hanno rivendicata, stravolgendone il significato, cercando di ricostruire quella comunità che è stata distrutta. Comunità. Ma cosa vuol dire comunità? Che cos'è una comunità? Qual è il ruolo di una comunità? Che potere ha una comunità? Chi compone una comunità? Comunità che è in comune, condiviso, insieme di persone, individui, essere uno. Che ruolo abbiamo in una comunità? Che ruolo abbiamo? Cosa puoi fare? Potere, responsabilità, scelta. Cosa vuoi fare? Chi vuoi essere? Tu. Chi sei?